Immagina un uomo che nel cuore del Medioevo osa sfidare papi e imperatori. Un sovrano che trasforma una contea in un regno potente e moderno. Un re che fa della Sicilia una gemma luminosa nel Mediterraneo. Questo uomo è Ruggero, secondo d'Altavilla, figlio di Ruggero, primo il Normanno. Fu suo padre, Ruggero I, a iniziare l'epopea normanna nel sud Italia. Con astuzia e tenacia, Ruggero I conquistò la Sicilia dagli arabi a partire dal 1961. Le sue vittorie, come Cerami e Palermo, posero le fondamenta del futuro regno. Ruggero I creò un modello di convivenza tra culture, araba, greca e latina. Nel 1995 nacque Ruggero II, destinato a raccogliere quella straordinaria eredità. Cresciuto a Mileto, tra influenze bizantine e musulmane, assimilò saperi diversi. Alla morte del padre nel 1901, Ruggero II ereditò la contea di Sicilia, un territorio ricco ma ancora politicamente instabile. Il giovane Ruggero mostrò da subito grande ambizione e abilità politica. Consolidò il potere centrale e limitò l'autonomia dei baroni normanni. Sfruttò le risorse agricole e fiscali per rafforzare esercito e marina. Tra il 1122 e il 1127 approfittò delle rivalità normanne nel sud Italia. Conquistò città strategiche, come Bari, Taranto e Salerno. Alla morte del duca Guglielmo di Puglia si proclamò erede legittimo. Il papa Onorio II reagì con la scomunica e cercò di fermarlo. Ma Ruggero II rispose con diplomazia e forza militare. Nel 1130, grazie all'appoggio dell'antipapa Anacleto II, fu incoronato re di Sicilia. Nasce così il Regno di Sicilia, un'entità nuova e autonoma nel cuore del Mediterraneo. Un regno che sfida le gerarchie tradizionali dell'Europa cristiana. Ruggero II non fu solo re, ma anche riformatore e statista. Nel 1140 promulgò le Assise di Ariano, un corpo di leggi moderno e uniforme. Organizzò il potere centrale, riducendo l'influenza dei feudatari. Con il Catalogus Baronum censì terre, vassalli e risorse militari. Palermo divenne il centro amministrativo e culturale del regno. Funzionari di ogni origine lavoravano fianco a fianco per il bene dello Stato. Normanni, arabi, greci, ebrei e longobardi condividevano saperi e competenze. Ruggero II non temeva la diversità, la valorizzava. L'arte fiorì. Nacquero meraviglie come la Cappella Palatina e la Martorana. Un'architettura che fonde motivi arabi, bizantini e normanni in perfetta armonia. La sua corte ospitava sapienti da tutto il Mediterraneo. Il geografo Al-Idrisi realizzò per lui il celebre Libro di Ruggero, un atlante dettagliato che univa sapere islamico e occidentale. Ma Ruggero fu anche un re guerriero e stratega militare. Potenziò l'esercito e costruì una flotta tra le più avanzate del tempo. Dal 1135 lanciò spedizioni in Nord Africa, conquistando Tripoli e Madia. Nel 1147 colpì l'impero bizantino, attaccando Corfù, Tebe e Corinto. Nel 1149 una flotta siciliana giunse fin davanti a Costantinopoli. Ruggero II voleva dominare le rotte marittime del Mediterraneo. Morì nel 1154 a Palermo, lasciando un regno forte e ben organizzato. Il suo stato sopravvisse alla sua dinastia, mantenendo stabilità sotto gli Svevi. Le sue leggi e riforme rimasero in vigore per secoli. Ruggero II fu l'artefice di uno dei primi stati moderni d'Europa, un re capace di unire potere, cultura e visione in un'unica corona. La sua eredità vive ancora oggi nella storia, nei monumenti e nell'identità della Sicilia. Un sovrano normanno, ma soprattutto un protagonista del Mediterraneo medievale.